Un nuovo servizio straordinario della Polizia di Stato ha calcato nelle ultime ore le strade della periferia est della capitale, con particolare riguardo alle arterie confluenti lungo l'asse Torbella Monaca-Ponte di Nona. Nel corso dei controlli sono state riscontrate diffuse irregolarità che hanno determinato l'irrogazione di sanzioni per un importo complessivo di 5.000 euro nei confronti del titolare di una sala slot per il mancato spegnimento delle apparecchiature elettroniche al di fuori dell'orario consentito di apertura al pubblico. Parallelamente, l'attenzione degli agenti del sesto distretto si è concentrata sul fronte delle occupazioni abusive e dell'immigrazione clandestina. 5 stranieri senza valido documento di identità sono stati rintracciati all'interno di un immobile di proprietà del Comune di Roma che occupavano sine titulo. Per tutti è scattata la denuncia per il reato di occupazione abusiva. E le operazioni si sono poi concentrate sul versante del narcotraffico locale. Lungo le direttrici di Torbella Monaca, gli investigatori hanno neutralizzato dinamiche di spaccio fluide, costruite intorno a nascondigli mimetizzati sul tessuto urbano, scambi rapidi e schemi preconfezionati. 7 i pusher arrestati al termine delle attività ed oltre 250 le dosi di stupefacente sequestrate offerte nelle varietà di crack, cocaina ed eroina. Un altro arresto è scattato durante un controllo domiciliare. Un uomo ristretto tra le mura domestiche con braccialetto elettronico con precedenti in materia di stupefacenti è stato colto nella flagranza della sua recidività. Ed è stato il fiuto della coppia di cani antidroga, Quares e Carla, a guidare gli agenti del sesto distretto lungo la scena del delitto, consentendo agli investigatori di fotografare l'esatto momento in cui l'indagato si è precipitato alla finestra per disfarsi di una busta. Altri poliziotti appostati in strada hanno recuperato i 20 involucri di cocaina che l'uomo aveva lanciato dal balcone.